Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, si è recato a Palma di Montechiaro, restando estasiato per la bellezza dei luoghi che ha visitato, come vediamo da questo video amatoriale che vi proponiamo in una giornata ventosa. Sembra non fatto per gli uomini, ma un paesaggio fatto per gli dèi. Questo quanto affermato da Sgarbi alla vista del castello di Palma di Montechiaro, apprezzandone il panorama che si vede il mare. Sembra un panorama fatto per gli dèi, per gli esploratori che arrivano sulla Luna. Sembra non fatto per gli uomini, un paesaggio fatto per gli dèi o per gli esploratori che arrivano sulla Luna, vicino a Palma di Montechiaro, e trovano un'opera sulla Luna. Sgarbi ha poi continuato la sua visita alla Madonna del Rosario, esprimendo il suo apprezzamento per la buona manutenzione in cui si trova la statua. Vediamo uno scorcio della sua visita, accompagnato ovviamente dal primo cittadino Stefano Castellino, dal presidente della Proloco Palmese Costanzino. Un po' rustico ma bello, per però lo troviamo. Visto che ci saranno un po' di guide uscendo, no? Sì. Sarà magari qualche indicazione di danno. Giulio Tomasi sì. È sepolto qua Il primo luglio. e ha voluto aggiungere il cognome della mamma, Caro. Vivent sibi posum. Questo loculo è stato realizzato quando lui era vivente, perché voleva assolutamente essere sepolto qui. Quindi questo è proprio il luogo da cui parte tutta la vicenda del dottor. Esatto, questo è il capostro. La prima casa dei Tomasi. Ecco, il primo palazzo. Da qui è inizio tutto. Il pavimento anche è meraviglioso, Tutto originale. un alto barocco. Ah, guarda la meraviglia. Qui c'è un buco bagno Ma anche quelle della chiesa. Questa è la Madonna del Rosario che apparì alle truppe cristiane in occasione della battaglia di Lepanto. Ieri è stata una giornata veramente storica, meravigliosa e che ci ha riempito di gioia. Abbiamo avuto qui nella mattinata l'esponente del governo nazionale, il sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi, uomo di immensa cultura, e nella mattinata anche la presenza del governo regionale con l'assessore ai beni culturali Scarpinato. Insieme abbiamo visitato il monastero delle Benedettine e poi durante tutta la giornata abbiamo visitato 7-8 beni culturali della nostra città. Essere accanto al sottosegretario Sgarbi è stato veramente un motivo di grande gioia per la nostra città e per il nostro territorio. Sentirlo narrare la storia e le bellezze dei nostri beni culturali è stato qualcosa veramente di unico e di eccezionale. Insieme a noi c'era il sindaco anche di Santa Margherita del Belice durante tutta la giornata, e nella mattinata anche il sindaco Franco Miccichè. Con il sindaco di Santa Margherita, accomunati dal romanzo del Gattopardo, abbiamo fatto questo viaggio meraviglioso e siamo veramente felici e onorati di quanto accaduto ieri, e siamo convinti che oltre ad essere un momento di gratificazione è stato anche un momento enorme di programmazione per il futuro, e avere accanto il governo nazionale e il governo regionale dà ancora più forza alla nostra azione amministrativa. Abbiamo avuto conferma che il nostro percorso di rinascimento della nostra città è quello giusto, va ancora più sostenuto, andando ancora più veloce, perché è quello il percorso che ci porterà a quel futuro radioso tanto atteso. Ringraziamo il sottosegretario Sgarbi per la sua vicinanza e per la sua presenza, e siamo impazienti di ospitarlo di nuovo nella nostra città per continuare quel percorso di visita guidata, per scoprire ancora altri luoghi meravigliosi della nostra città e per pianificare ancora una volta interventi che possano dare ancora maggiore slancio al nostro territorio.